Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Prealpina. Oggi, domenica 18 maggio. Scritte anarchiche e muri imbrattati nel centro di Busto Arsizio. È l'esito di quanto avvenuto dopo il corteo antifascista che ieri pomeriggio ha contestato il Remigration Summit dell'estrema destra europea a Gallarate. Tutti i dettagli nel servizio di Francesco Inguscio. Muri, vetrine e pavimentazione imbrattate con simboli anarchici. Ha lasciato il segno, letteralmente, la manifestazione antifascista inscenata sabato pomeriggio nel centro di Busto Arsizio. Il corteo, organizzato dagli Antifa per protestare contro il Remigration Summit, è stato macchiato da alcuni episodi deprecabili come l'imbrattamento di negozi e muri con varie scritte e simboli anarchici, oltre a un insulto contro il sindaco di Gallarate Andrea Cassani. In particolare sono state prese di mira le vetrine della gioielleria Orologeria 24 di via Roma. Intorno alle 18 abbiamo subito un vero e proprio sfregio con vernice non lavabile, ha fatto sapere il titolare Daniele Caiafa. Mi sono trovato davanti uomini e donne non giovanissimi che ho segnalato alle forze dell'ordine. Durissimo il commento dell'assessore allo sviluppo economico Matteo Sabba. Sono bestie, così l'esponente di giunta ha definito i manifestanti. Gentaglia che non dovrebbe poter entrare nella nostra città. E sempre in seguito al Remigration Summit è strappo tra Lega e Forza Italia. Il coordinatore regionale degli Azzurri Alessandro Sorte contesta la partecipazione di alcuni esponenti del Carroccio, tra cui il generale Roberto Vannacci in collegamento video, al raduno. Sbagliato esserci, è un errore strizzare l'occhio all'estrema destra, è la bordata di Sorte. Rinfaccerò l'errore perché oggi al governo e ha il dovere di dimostrare responsabilità ed equilibrio. L'Italia si salva solo in un'ottica di Europa sempre più unita e forte. Ci spostiamo ora a Varese. Sdegno per il furto avvenuto ieri al cimitero di Sant'Ambrogio. Scatta la denuncia. Sentiamo il servizio di Barbara Zanetti. Ha fatto denuncia ai carabinieri Piercarlo Piccinelli in seguito al furto avvenuto al cimitero di Sant'Ambrogio della statua in rame bronzo posta sulla tomba della famiglia Piccinelli e realizzata da Angelo Frattini. Intanto continua lo sgomento tra le persone che hanno i propri cari defunti al camposanto del quartiere, in seguito al furto della statua, di altri vasi e oggetti, al tentativo di furto di un'altra grande scultura, sempre del maestro Angelo Frattini, staccata dal basamento in granito e fatta rotolare a terra in un vialetto, ma non portata via, forse perché è troppo pesante dal cimitero, dove oggi si trovava, almeno quando abbiamo eseguito il sopralluogo, ancora abbandonata a terra davanti alla tomba dei Piccinelli Grun. Fine settimana di incidenti nel Varesotto e nel Novarese. L'esito è di 2 feriti, mentre un sinistro è risultato fatale per un 65enne. Il bilancio nel servizio. Un weekend di incidenti e di sangue sulle strade nel Varesotto, 2 incidenti notturni, un'auto che si è ribaltata sul fiume dell'Olona nel territorio di Lonate Ceppino col conducente, un 23enne, portato in ospedale in codice giallo, mentre a Saronno scontro tra auto e moto con un 34enne, il conducente della moto, che ha riportato diverse contusioni, e poi la tragedia al di là del lago nel Novarese, dove nella serata di ieri ha perso la vita il fotografo Giuseppe Godi, travolto in bici da un'automobile. Grande successo per la 13ª edizione della rassegna tra arte e degustazione a Castiglione Olona. Era lì per noi Francesco Sambugar. Castiglione Olona ha regalato un'altra serata indimenticabile con la 13ª edizione di Tra Arte e Degustazione. Il borgo, tra i più belli della provincia di Varese, si è acceso di luci, musica e profumi, accogliendo migliaia di visitatori tra le sue vie storiche. Dalla Collegiata al Castello di Monteruzzo, passando per musei, cortili e palazzi, ogni angolo è diventato un'esperienza. 23 cantine da tutta Italia hanno offerto vini da degustare con un calice acquistabile alla Proloco, accompagnati da piatti slow food e food truck. Non solo gusto, ma anche spettacolo. L'attore Giovanni Ardemagna ha conquistato il pubblico con un monologo brillante sul vino e il collettivo Urban Solid ha stupito con le sue monumentali installazioni in stile Moai. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra comune, proloco, volontari e forze dell'ordine, si conferma un'eccellenza locale. Una festa che unisce arte, cultura e divertimento in uno scenario a dir poco unico.
Centinaia di motociclisti hanno partecipato alla Gentleman's Ride, con partenza da Somma Lombardo e arrivo alla Schiranna di Varese. Vediamo il servizio. Un lungo ed elegantissimo corteo di moto che è partito da Somma Lombardo ed è approdato nel tardo pomeriggio a Varese sul lungo lago della Schiranna. Centinaia i partecipanti, un grande successo dunque la nuova edizione di Gentleman's Ride, la più famosa manifestazione motociclistica di beneficenza al mondo che raccoglie fondi da destinare alla lotta al cancro e alla prevenzione della salute mentale. La maggior parte dei motociclisti in giacca papillon, e questo è quasi un must, e alla Schiranna poi stand, ristorazione e musica. Un evento insomma che ha unito spettacolo e solidarietà. Infine sport, calcio, è retrocessione per la Pro Patria, sconfitta ieri a Vercelli. Amaro risveglio in Serie D per Busto Arsizio. Sentiamo l'analisi di Francesco Inguscio. Busto Arsizio si risveglia con la Pro Patria in Serie D. Sabato pomeriggio al Piola di Vercelli si è materializzato il peggiore degli incubi per i tifosi biancoblù, peraltro presenti in massa alla partita decisiva. Contro una Pro Vercelli non certo irresistibile sarebbe bastato non perdere, invece è arrivata una sconfitta per 1-0 firmata dal figlio d'arte Roma Irone, che condanna la Pro Patria alla retrocessione nei dilettanti. Una stagione nata male e finita peggio, ma la discesa in D appare la logica conclusione di un percorso mai così accidentato sotto la gestione di Patrizia Testa e del DS Sandro Turotti. Ora bisognerà raccogliere rapidamente i cocci e riprogrammare il futuro, facendo chiarezza innanzitutto sulla compagine societaria. Sarà ancora Testa l'azionista di maggioranza o subentrerà il nuovo gruppo attualmente al 49% delle quote? Con la retrocessione in D si annullano i contratti in essere. Il KO di Vercelli ha chiuso un ciclo in casa Pro Patria. Tanti i temi e le notizie che troverete sulla Prealpina di domani, disponibile in edicola e in edizione digitale. Sentiamo qualche anticipazione da Pasquale Martinoli. Sì, grazie Giulia, come hai detto, tanta cronaca e approfondimenti a partire dal Remigration Summit che si è svolto ieri a Gallarate e che ha lasciato uno strascico di polemiche, soprattutto politiche. Ci sono tensioni all'indomani, tensioni che coinvolgono soprattutto la Lega e le andremo ad esaminare nel dettaglio. Sulla Prealpina, sempre a proposito del Remigration Summit, troverete poi la posizione del presidente della provincia di Varese Marco Magrini. Il resoconto poi della visita del leader della Lega e ministro Matteo Salvini, questa sera saranno per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, mentre a Varese, eccoci con la cronaca, andremo a raccontare la protesta che riguarda il canile. E ancora troverete un ampio servizio domani sulla manifestazione che ha visto 450 podisti partire da Castellanza per raggiungere il Sacro Monte a Varese. Infine, certo, lo sport con tutti i risultati delle varie discipline e l'ultimo numero per questa stagione dello speciale dedicato al calcio dilettantistico. Grazie Pasquale, anche con questo per oggi è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani e a voi tutti l'augurio di una buona serata.